dolce, affettuoso. 1 anno e mezzo. Voglia di vivere, tanta voglia di vivere. Le lacrime della vicina, che è corsa fuori appena ha sentito le urla disperate dei genitori e della nonna. L'ho ucciso io, gridava la donna, urla che hanno squarciato il silenzio di un giorno d'estate, in via Tiveroni il gelo di una tragedia impossibile da accettare. Il nastro che delimita la zona dove è avvenuto il drammatico incidente, il piccolo Simone, 1 anno e mezzo, è morto travolto dall'auto guidata dalla nonna che stava facendo retromarcia per parcheggiare. La donna e i genitori continuano a ripetere disperati: non capiamo come possa essere accaduto. Un momento prima era con noi, un secondo dopo non c'era più. Là sì, dentro il cancello, proprio si era messa proprio così, all'indietro. Di solito lei la fa così, va all'indietro. E gli ha detto: mi raccomando, tenetelo per mano. Un secondo che si è girata, un secondo, un secondo. È stata lei a chiamare subito i soccorsi. Ce l'aveva per manina il papà, è normale. Sono bambini, è questione di un secondo, signora, questione di un secondo. Proprio sfuggito, questo è stato un secondo proprio. La nonna non si è proprio neanche accorta. No, 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 purtroppo no. Era già sopra quando si è accorta. Il dolore è troppo forte, la vicina conosce bene la famiglia. Questa notte ha accolto a casa la sorellina di Simone, che al momento del drammatico incidente si trovava in auto con la nonna. Ho cercato di consolarla, ho cercato di dire: stai tranquilla, tornerà a casa, pur di farla rilassare, di dormire, ma poi io non ho dato nessun annuncio, ovviamente la sorella sono a compito dei genitori, quindi sono stati i genitori stessi stamattina a darle l'annuncio. Tragica. La sorella l'ha cercato tanto, questo bambino, l'ha cercato tanto. Voleva tanto il fratellino, questa sorellina. L'ha cercato, chiedeva: mamma, voglio il fratellino, mamma, voglio il fratellino, gli chiedeva la sua mamma. La procura ha aperto un fascicolo. La nonna Valentina, che lavora presso una casa di riposo, è indagata per omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno valutando altri profili di responsabilità colpose, fra queste la mancata sorveglianza. L'auto della nonna è stata posta sotto sequestro, la famiglia piegata dal dolore. Purtroppo sono devastati anche loro, specialmente la nonna. Grazie. Ho un dolore straziante. In questa casetta il silenzio è ancora più doloroso, tutto è chiuso, i giochi sono lì in giardino, mancano i sorrisi, manca quella gioia che la tragica fatalità ha voluto spazzare via.